Sono circa una settantina gli uffici postali che in Veneto hanno chiuso tra il 1° luglio e il 7 agosto. A denunciarlo la CGIL regionale, che spiega come alcuni di questi siano fermi già da un mese. I motivi delle chiusure, secondo il sindacato, sarebbero per lo più imputabili a lavori di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione. Soprattutto in occasione della riunione periodica annuale sulla sicurezza, dove lamentiamo appunto la necessità di provvedere per tempo a fare manutenzioni e riparazioni degli impianti. In certi uffici, sottolinea la CGIL, come ad esempio quelli di Venezia Centro, Sottomarina, Cavallino, Stra, Conselve, Roncade, Breda, Mogliano e ancora Spresiano, Soligo, Treviso, Arzergrande e Scardovari, le temperature degli uffici avrebbero raggiunto un livello tale da rendere complicata per clienti e dipendenti la permanenza all'interno. È inammissibile che un'azienda che macina utili record 1,9 miliardi lo scorso anno sia nelle condizioni di dover chiudere i propri uffici perché hanno contratti di manutenzione che fanno sì che i pensionati che vanno in coda agli uffici postali muoiono di caldo perché non funziona la climatizzazione.